No, aspetta. No, Aspetta un attimo, perché si deve sedere. Sì. No, prego, un attimo. Prego. Che ora si è fatta? Sono le 17:12. Va bene, no? È quasi accademico. Al quarto cominciamo. C'è il quarto d'ora accademico. Possiamo cominciare anche adesso, a dire la verità. Mi dici quanto devo partire? Grazie. Buonasera. Il relatore di questa sera è il professor Sergio Vinciguerra, che è accademico onorario ed è stato un docente, professore ordinario nelle facoltà di giurisprudenza di Trieste, Torino, ma anche a Genova, dove ha a lungo insegnato e dove ha avuto importanti allievi. Dirige la rivista Diritto Penale XXI secolo, europeo storico comparato, ed è una rivista che egli stesso ha fondato nel 2002. Ha esercitato la professione forense, è commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e commendatore al Merito Melitense del Sovrano Militare Ordine di Malta. Il tema su cui il professore oggi parlerà, dal titolo Gli attuali problemi in Italia, dall'aiuto a morire prestato al malato affetto da patologia irreversibile che lo richiede, è un tema di grande importanza. La questione è sorta in seguito alla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, nella quale sono stati definiti i requisiti perché sia legittimo l'aiuto a morire prestato al malato affetto da patologia irreversibile, e a sua volta è stato rimesso al Parlamento il ruolo, il compito di regolare con legge il funzionamento di tali requisiti nel sistema sanitario nazionale. In realtà la questione è ancora in corso, diciamo così, e ciò spiega anche per quale motivo, per esempio, oggi su tutti i quotidiani italiani è apparso con grande rilievo che la Toscana per prima abbia legiferato in materia ed è a questo momento la prima regione a dotarsi di una legge sul fine vita. Devo dire, professore, che questa mattina sul Corriere della Sera, sa che c'è la voce di Massimo Gramellini, e si diceva che è morta Luigina Brustolin dopo 33 anni di coma. Aveva avuto un terribile incidente quando aveva 27 anni. A partire da quell'incidente era entrata in coma, questo coma è durato 33 anni, quindi sottoposto, considerato da diversi punti di vista, il tema del fine vita, che è, voglio dire, un tema, come lei dirà perfettamente, è molto complesso, comunque ogni tanto emerge anche in tutta la sua drammaticità. Ecco a lui. Grazie. Caro Presidente, cari amici, queste considerazioni sono state suggerite dalla riflessione sul tempo che sta trascorrendo fra la sentenza della Corte Costituzionale numero 242 del 2019
e l'emanazione delle norme necessarie per darvi attuazione. Ebbene, quantunque siano passati quasi 5 anni da quando la sentenza è stata pronunciata, tutto questa possibilità, insomma, di darvi attuazione completamente e di anche osservare quanto la Corte Costituzionale aveva richiesto, non è avvenuto. Comincia adesso ad avvenire, ma non da parte di quell'autorità a cui sembrava che la Corte Costituzionale si fosse riferita. Nella sua sentenza che ho ricordato dianzi, disse testualmente di ribadire con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, il legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati, cioè ai principi che la Corte aveva stabilito e enunciato. C'è qui un riferimento alla materia anche. La materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina. E questa materia è quella contenuta in una legge esistente, e precisamente la legge numero 219 del 2017, che disciplina il procedimento medicalizzato del trattamento sanitario e il rifiuto di esso, che è consentito dalla Costituzione all'articolo 32, terzo comma, dove dice che il malato, il paziente, può rinunciare ai trattamenti sanitari. Ma questa legge, che la Corte Costituzionale aveva detto di emanare, non è avvenuta, e questa legge del 2017, la 219, non ha avuto anch'essa alcuna modifica che poi avrebbe potuto avere per armonizzarla e sintonizzarla con quanto ha stabilito la Corte Costituzionale. Questa legge 219 del 17 impone di adoperarsi, quando il malato rifiuta il trattamento sanitario, ad alleviare le sofferenze del malato con un'appropriata terapia del dolore, inclusiva della sedazione profonda e continua, ma non consente ai medici di praticare al paziente dei trattamenti per eliminare le sue sofferenze determinandone la morte. Se ciò facesse, chi lo fa diventerebbe punibile o per aiuto al suicidio o per l'omicidio del consenziente. Sono due figure di comportamento diverse, previste e punite in due articoli vigenti del Codice Penale. Precisamente l'aiuto al suicidio nell'articolo 580 e l'omicidio del consenziente nel 579. Il nostro Codice Penale segna una tappa intermedia nel passaggio dall'illiceità penale del suicidio alla sua liceità completa. Infatti, pur ritenendo penalmente lecito il suicidio, il nostro codice considera punibile il contributo dato al suicidio, che può avvenire in due modi: o mediante l'inflizione della morte a chi la chiede, ed è l'omicidio del consenziente, oppure mediante un contributo psichico o fisico, che cumulativamente l'articolo 580
denomina agevolazione. L'agevolazione consiste prevalentemente, come ho accennato, in un aiuto materiale. Però esserci anche, previsto nel 580, il contributo psichico, consistente nella istigazione al suicidio o nel rafforzamento del proposito suicida. Una forma di contributo, anch'esso. Prima di ragguagliare circa questa decisione della Corte Costituzionale, può essere utile informare sul percorso attraverso il quale si è pervenuti alla formulazione di questi articoli. Perché dietro di loro c'è tutta una lunga storia nazionale che affonda le sue radici in molti secoli trascorsi. Si tratta di secoli che arrivano addirittura al Medioevo. Per esempio, nella rivista che giustamente è stata ricordata di Anzi, ho pubblicato di recente l'articolo di una storica del diritto medievale e moderno dell'Università di Trento, la quale, traendo spunto dall'analisi degli scritti di un teologo domenicano morto nel 1324 e di un avvocato denominato Alberico di Rosciate, nato nel 1360, conclude, la cito testualmente: le risposte provenienti dallo ius comune sono per noi stimolanti. Attraverso di esse è possibile far luce sulla tradizio che sorregge il pensiero giuridico occidentale ed è possibile ripercorrere storicamente lo sviluppo sia della dialettica tra la voluntas e il libero arbitrio del soggetto malato, sia della responsabilità medicale, sia della relazione tra etica e diritto, sia dello spazio di intervento del potere pubblico nella sfera delle scelte individuali, tutti temi che accompagnano il problema del rifiuto delle cure dal Medioevo all'età moderna. C'era mai parlato nei secoli passati in maniera diffusa, culturalmente diffusa, ma il problema c'era e qualche intellettuale che si ritrova ancora oggi, ecco la prova, se ne occupava. Venendo ora all'età moderna, in cui questi temi sono presenti in maniera molto più penetrante e significativa, la influenza esercitata dal pensiero illuministico sulla giustizia penale riguardo al suicidio si manifestò in un fermo rimprovero morale, ma nell'altrettanto ferma separazione del piano giuridico dal piano etico e nel ritenere irrazionale la punizione del suicidio. Se si va a leggere il celebre trattato di Cesare Beccaria dei delitti e delle pene, si trova esattamente al capitolo 10 questa impostazione. Il primo esempio di questa influenza illuministica si trova in relazione sempre al suicidio nella cosiddetta Leopoldina, che è una raccolta sistematica delle norme penali e processuali penali allora vigenti, emanata nel 1786 dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo d'Asburgo e Lorena, raccolta la quale, dopo la parentesi napoleonica, rimase in vigore in Toscana fino al 1853, quando poi fu sostituita dal codice penale granducale del Granduca di Toscana,
che prevede la partecipazione al suicidio altrui come una figura autonoma di reato. Invece, la Leopoldina tace completamente sul suicidio e nei suoi lavori preparatori si legge che non si sarebbe più potuto procedere dovendosi considerare i suicidi come infermi di mente. Influenza fu esercitata anche dalle normative importate dalle autorità politiche straniere nel tempo in cui governarono nelle nostre terre. Speriamo che non ricapiti adesso. Ce lo provavamo a dirselo questa sera in una conversazione con il nostro Presidente. Questa influenza straniera si ritrova in Italia nella normativa francese e nella normativa asburgica, perché questi due stati, queste due monarchie, esercitarono una notevole influenza politica anche governando determinati territori dello Stato italiano, dell'allora Stato geografico italiano, perché è tutto diviso. Nell'ordinamento giuridico francese, sotto l'impulso dell'estremismo rivoluzionario, il Code Pénal del 1791 tacque completamente sul suicidio. E lo stesso accade poi nel successivo codice sempre penale francese del 795 e anche nel codice napoleonico del 1810. In linea con l'esperienza francese, il silenzio sul suicidio fu recepito in 3 codificazioni penali preunitarie italiane, nel Codice delle Due Sicilie, che è del 1819, nel Codice di Parma, che è dell'820, e nel Codice sardo-piemontese, che è del 1859, il quale peraltro fu vigente in Italia dopo l'unità, dopo il 1861, fu vigente fino al 1890, quando poi entrò in vigore il Codice Zanardelli. Ci furono 30 anni per riuscire a unificare la giustizia penale in Italia, dopo l'unità. Siamo attenti a non ritornare indietro. Del suicidio si parla invece nella legislazione penale asburgica, non quella del Granducato di Toscana, quello di cui che ho citato adesso, ma della codificazione imperiale che nell'Italia settentrionale fu in vigore fino alla fine del 1859, precisamente in Lombardia dal 1878, esclusa la parentesi napoleonica, e nel Veneto dal 1815. Chi moriva per suicidio veniva privato delle normali esequie funebri e sepolto con una ritualità spresativa, basta andare a leggere quelle norme, che fu diversa poi nel Codice asburgico del 1787 e del 1803. Nel Codice del 1787, se al tentativo non seguiva la morte, il colpevole veniva detenuto a tempo indeterminato fino al suo ravvedimento. Nel Codice asburgico del 1803 questa dura conseguenza veniva attenuata quando egli restava ferito, solo ferito, e mosso dal proprio pentimento, desistendo così al suicidio, nel qual caso veniva portato davanti al magistrato che lo ammoniva sull'enormità del suo attentato che offende tanti doveri. Ci dice testualmente una norma dell'epoca. Le norme del suicidio scompaiono dal codice penale asburgico invece nel 1852, che si colloca sulla linea francese del silenzio, ma lascia questa
norma sul suicidio, delle tracce in 3 codici penali unitari, preunitari, scusatemi. Nel codice penale pontificio del 1832, in quello estense del 1855, le ferite tendenti al suicidio sono punite con la detenzione sotto sorveglianza da 1 di 3 anni, effetto asburgico. Più penetrante fu l'influenza asburgica nel codice penale sardo-piemontese del 1839, in cui il suicidio volontario provocava la privazione dei diritti civili, la nullità delle disposizioni di ultima volontà, poteva fare il testamento, la privazione degli onori funebri, mentre dicevo la privazione degli onori funebri, mentre il tentativo di suicidio non assistito da pentimento determinava la collocazione in luogo di sicura custodia sotto rigorosa ispezione da 1 a 3 anni. Nella seconda metà dell'Ottocento, qualunque forma di sanzione nei riguardi del suicidio esce dalla nostra esperienza legislativa. E l'attenzione si concentra su 2 punti che ci ritroviamo adesso: la partecipazione al suicidio altrui, l'opportunità di differenziare dall'omicidio comune la morte inflitta a chi la richiede, quello che oggi poi viene denominato l'omicidio del consenziente. La partecipazione al suicidio altrui come figura autonoma di reato fu prevista per la prima volta nel Codice Penale toscano del 1853, che la puniva con la casa di forza. L'unificazione politica non portò all'unità dell'ordinamento penale, come ho già ricordato, che fu realizzata solo nel 1890 con il codice che ancora oggi chiamiamo Codice Zanardelli, dal nome del ministro della giustizia dell'epoca, e che ha anche formato oggetto, se ben ricordo, di una conversazione in questa nostra assemblea. Durante i lunghi lavori preparatori del codice Zanardelli, che si protrasse per un trentennio, come ho già ricordato, prevalse l'opinione che i motivi i quali giustificano l'impunità del suicida non valgono rispetto a colui che induce o aiuta il suicidio, e fu considerato punibile. Venne invece esclusa la previsione dell'omicidio del consenziente come omicidio minore, perché prevalse l'opinione che dovesse essere considerato un omicidio comune, quindi non differenziato. 40 anni dopo questo codice, che nessuno lo ricorda, ma è ancora vigente dopo essere stato copiato e utilizzato per esempio in Turchia, è ancora vigente, nessuno lo dice mai. Vi posso guardare, vedere se lo sapete. Esatto, nella città del Vaticano, per l'esattezza, nel territorio della città del Vaticano. Ed fu introdotto in seguito al concordato del 29 ed effettivamente lascia anche un po' perplessi, considerando che in quegli anni la massoneria veniva punita con la scomunica e Zanardelli fu un noto massone in una loggia di Roma. Ma di questo non si sono ricordati. Venne invece dal codice, ma l'ho già ricordato adesso, dal codice Zanardelli esclusa la punibilità dell'aiuto prestato a chi chiedeva la morte, l'omicidio del comune, l'omicidio del consenziente. Il nostro codice penale
si fece carico di prevedere l'omicidio del consenziente, come ho già ricordato, nell'articolo 579, come omicidio punito meno severamente dell'omicidio comune. Cosa che quindi nel Codice Vaticano non c'è ancora. Il Codice penale vigente conservò la punibilità toscana e del codice Zanardelli dell'aiuto prestato al suicida e fece ricomparire la rilevanza penale del tentativo di suicidio seguito da lesioni, ma non nei confronti di chi aveva cercato di uccidersi, come avveniva nei codici asburgici, bensì nei confronti di chi lo aveva aiutato. 580. E così siamo andati avanti fino ai giorni nostri. Il presente, nell'ultimo mezzo secolo, è profondamente cambiato e lo evidenzia anche l'ordinanza della Corte Costituzionale che precede quella sentenza 242 nel medesimo processo, un'ordinanza che reca il numero 207 del 2018 e che definisce inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, 580, ma portata sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali. In questo processo, che si svolse davanti alla Corte Costituzionale, segna un passo avanti con un'ipotesi di agevolazione dell'aiuto a morire in linea con l'affievolimento del rigore già in corso in altri Stati dell'Unione Europea, cosa già avvenuta. Io ne conosco almeno, si arriva almeno a 7 secondo le conoscenze che ho io. Mi riferisco all'Europa occidentale. Ecco. C'è il Portogallo, la Spagna, la Francia, la Germania, l'Austria, il Belgio, adesso si cerca di arrivarci l'Italia, e c'è i Paesi Bassi, ecco quello che dimenticavo. I Paesi Bassi. Sì. Quindi c'è questa diffusione consolidata, ci sono le leggi veramente, quella che l'Italia non riesce a farsi. E a parer mio, sia detto incidentalmente, sarebbe meglio che in una materia di questa delicatezza l'Unione Europea facesse un regolamento proprio. Ma purtroppo non sono i momenti di chiedere interventi all'Unione Europea, purtroppo. Quello del processo di mitigazione, e nessuno lo ricorda mai, neanche i vescovi che prendono posizione contro i tentativi di legiferare sull'aiuto al suicidio, diversamente da come prevede il codice penale vigente, diversamente da quello che si dice, una mitigazione è avvenuta anche nel sistema del codice Vaticano, del codice di diritto canonico. Perché? Perché c'è un canone del 1184 il quale stabilisce che se prima della morte non diedero segno di pentimento, devono essere privati dei funerali ecclesiastici, mi indica alcune cose, tra cui principalmente eretici e dissenzienti di questa categoria. E oltre a questi, al terzo punto, dice devono essere privati dei funerali ecclesiastici gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere i funerali ecclesiastici senza pubblico scandalo dei fedeli.
E questo significa che è possibile concedere i funerali ecclesiastici anche a chi si è suicidato se ciò non provoca scandalo nei fedeli. Quindi c'è questa possibilità rimessa a una valutazione discrezionale dell'autorità ecclesiastica. Difatti il codice poi in un comma successivo dice che a dover decidere poi in questi casi è il vescovo competente per territorio. E questo è significativo rispetto a quanto era prima stabilito nello stesso codice e nello stesso orientamento della Chiesa cattolica. E allora siamo arrivati a chiederci un giudizio su questo giudizio e su queste sentenze della Corte Costituzionale. Si tratta, a parer mio, di una svolta storica, sia nello svolgimento dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi, sia nella costruzione della disciplina penale del suicidio, che però non raggiunge un livello esaustivo tale da escludere, come diremo, la necessità di un intervento legislativo. Già la stessa Corte lo ha richiesto. Questa necessità dell'intervento legislativo, come ha già accennato anche la Corte da me ricordata, l'aveva avvertita già la Corte non nella sentenza, ma addirittura l'anno prima nell'ordinanza numero 207 del 2018, in cui conteneva l'invito al Parlamento di legiferare secondo i principi da essa stabiliti nella stessa ordinanza, che anticipa quello che poi si troverà scritto in sentenza. E che non aveva avuto osservanza da parte del Parlamento, né nell'ordinanza né nella sentenza. Ed è accaduto proprio che si sia verificato anche un fenomeno mai accaduto prima nei giudizi costituzionali, che l'ordinanza sospendesse il giudizio nell'attesa della decisione, sentenza di accoglimento di quanto già enunciato nell'ordinanza. Per esempio, un fenomeno di questo tipo è addirittura legiferato nello Statuto austriaco, Statuto Costituzionale austriaco, per esempio. Tutto questo non avvenne, ma non era mai successo che un giudizio costituzionale venisse sospeso in attesa che lo Stato emettesse un provvedimento che la Corte gli chiedeva. Scaduto il termine, si andò avanti e venne emanata la sentenza 242 del 19, che è già stata più volte ricordata. In questa sentenza la Corte dice, nella 242, se il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari, non vi è ragione per la quale il medesimo valore
debba tradursi in un ostacolo assoluto penalmente presidiato all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale. Per spirito di precisione può essere utile riprodurre testualmente a questo punto il dispositivo della legge, della sentenza costituzionale, quello che dovrebbe poi la legge rendere, e io cercherò di illustrare poi brevemente. Stanno avvicinandosi le 18. Vedremo come dovrebbe essere questa legge attuativa. Ma che cosa sentenziò nel dispositivo la Corte Costituzionale? Illegittimo l'articolo 580 del Codice Penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dalla legge poi 219 del 17, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi di una persona che deve presentare una serie di requisiti, che sono poi quelli che cadranno con importanza fondamentale nella legge attuativa. La persona deve essere tenuta in vita da sostegni di trattamento vitale, affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili. Deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Qui la Corte non lo dice, ma deve averlo poi detto, sarà un requisito da inserire. Altro requisito: tali condizioni e le modalità di esecuzione devono essere state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale. E qui comincia la storia delle regioni. Previo parere del Comitato Etico territorialmente competente. Tutti questi requisiti sono espressamente indicati nella motivazione e nel dispositivo dell'articolo 242. Peraltro, in maniera meno sintetica, erano già stati enunciati nell'ordinanza che ho ricordato. A questo punto non resta dunque che rivolgere l'attenzione alla necessità di evitare che si protragga l'attesa della legge attuativa della sentenza della Corte. Data l'importanza anche della legge 219 del 17, quella che prevede tutti gli interventi sanitari, previa informazione al paziente che poi li può rifiutare, eccetera, eccetera, in questo quadro potrebbe essere addirittura opportuno collocare la normativa attuativa della sentenza della Corte in questa legge 219 del 17. Anziché farne in sostanza una legge autonoma. Perché questo implicherebbe nel legislatore una maggiore attenzione e una maggior presa d'atto dei contenuti medici che deve avere questa legislazione, perché realisticamente questo non è in maniera principale un lavoro di giuristi, ma sarà soprattutto un lavoro di medici. Il compito del giurista sarà solo di scrivere ciò che i medici dicono in un linguaggio che sia quello dei giuristi, vale a dire un linguaggio comprensibile da chi in sede contenziosa dovrà poi applicare questa legge. Intendo riferirmi ai magistrati. E poi che abbia i requisiti di chiarezza anche, inevitabili nella legislazione moderna.
E a questo punto può essere utile avviare la riflessione offrendo qualche suggerimento sul contenuto che dovrà avere la legge attuativa. E allora, preliminarmente, può essere opportuno evidenziare che deve trattarsi di una legge dello Stato e non di una legge regionale. Anche nella sentenza della Corte Costituzionale sembra farsi riferimento a questa legge statale, laddove si parla dell'attribuzione nella sentenza della Corte di questa legislazione attuativa ad una struttura pubblica del servizio nazionale, servizio sanitario nazionale. Quello che ha il compito di verificare poi i requisiti presenti, eccetera. Questo Servizio Sanitario Nazionale, nel corso degli ultimi anni, ha ricevuto importanti modifiche nella propria organizzazione. Attualmente, secondo il terzo comma, ultimo periodo dell'articolo 117 della Costituzione, il Servizio Sanitario Nazionale è svolto attraverso i servizi sanitari regionali nell'ambito della tutela della salute, che è materia di legislazione regionale concorrente sulla quale spetta alle regioni appunto la potestà legislativa per la determinazione dei principi fondamentali, eccetera. Ecco, di qui gli spunti che le regioni hanno tratto. Ma in proposito vale il caso di osservare che se questa normativa sul procedimento della struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale fosse affidata alle regioni, sarebbe inevitabile il differenziamento della normativa, alimentato fra le regioni dal loro numero. Differenziazione che renderebbe diversa questa normativa fra le regioni e quindi renderebbe diversa fra le regioni anche la normativa sull'aiuto a morire e sulla legittimità penale. Secondo me, affidare alle regioni questa legge attuativa non è possibile per due ordini di osservazioni. In primo luogo, perché l'aiuto a morire, come delineato dalla Corte Costituzionale, è uno dei diritti civili e sociali che, secondo la Costituzione, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. E ce ne sono anche altri. Pensate ai trasporti, pensate all'istruzione, pensate alle energie, oltre che al trattamento sanitario. Seconda ragione, secondo la Costituzione, fra le altre materie spetta allo Stato la legislazione esclusiva dell'ordinamento civile e penale, sempre quell'articolo 117. Allora, se possiamo differenziare il regime penale dell'aiuto al suicidio per unità o impunità, tocchiamo questa norma della legge della Costituzione. Altra considerazione. L'aiuto a morire e i fatti che concorrono a realizzarlo non possono essere ritenuti concernenti la tutela della salute. L'aiuto al suicidio è tutela della salute. E quindi un'altra osservazione che porta a escludere la competenza regionale, che è
definita, enunciata come tutela della salute. Vedremo adesso che cosa succede, visto tutto quanto si sta mettendo in movimento. Pur operando nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, le strutture a cui compete di verificare le condizioni e le modalità di esecuzione dell'aiuto a morire non dovrebbero essere considerate strutture pubbliche regionali, ma strutture pubbliche statali, dipendenti dal Ministero della Salute. Sulla base di queste promesse si può venire ora al contenuto della legge attuativa, ovviamente nei limiti culturali del giurista, come chi vi parla, e il cui apporto va, come ho già detto, integrato con quello di altre professioni, per quanto io posso ritenere principalmente di medici e psicologi. E sto cercando di fare qualcosa in questo senso, una proposta. Lavorando nello IUSE, l'Istituto Universitario di Studi Europei dell'Università di Torino, un istituto che c'è da tanti anni, e dove spero di poter radunare, insomma, una collaborazione interdisciplinare rispondente a questo impianto di cui ho fatto testé un cenno. Abbiamo appena cominciato e lo IUSE e il suo presidente hanno accolto con interesse questo programma. Vedremo cosa succede. Se mai succederà qualcosa di positivo, cioè arriviamo a qualche risultato, potrà essere interessante anche venire a riferirvi. Della legge attuativa occorre dare anche, importante, uno sviluppo applicativo a quanto richiede la Corte Costituzionale per il legittimo aiuto al suicidio. In particolare, si tratta la richiesta dell'aiuto a morire presentata dal paziente alla struttura sanitaria che lo ha in cura deve essere recente rispetto al controllo della Commissione. Non può averlo scritto 30 anni prima, non significa più niente. Secondo, il paziente in condizioni di libertà e consapevolezza e debitamente formato dal medico curante deve aver rifiutato le cure mediche, comprese le palliative. Legge 219 del 17. Terzo, nonostante le cure praticate e quelle praticabili, la patologia da cui è affetto il paziente deve essere irreversibile e da lui ritenuta intollerabile. Ultimo, le modalità dell'aiuto da praticare debbono assicurare una morte rapida, dignitosa e indolore. Che hanno scritto a Firenze? Visto che nella storia fiorentina esiste una tradizione del motteggiare. Adesso vi faccio ridere una volta e poi torniamo alla serietà. Quello fra Lucchesi e Pisani. La conosce, sì, perché lei è pratica. Dove viene detto che è meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. E la risposta è che la Madonna ti possa esaudire. Un altro motto, quell'altro è: di tutti disse mal fuorché di Cristo, scusandosi col dir non lo conosco. Questo è quello del 500 che scrisse tutte queste cose.
torniamo alla... Va poi stabilito la possibilità di integrare la composizione della struttura competente a valutare l'idoneità della domanda con i componenti resi necessari nel caso in esame. Cioè i valutatori devono essere relazionati in relazione anche al tipo di malattia, al tipo di patologia del richiedente. E quindi va individuata l'autorità competente a provvedere questa integrazione della componenza. Cioè non è una commissione giuridica, una commissione di verifica permanente uguale per tutti. In certi casi bisogna introdurre delle idoneità, delle persone idonee. Infine va stabilito il numero delle commissioni per ogni regione. Ci sono regioni più ampie, meno ampie, eccetera, eccetera, con più problemi anche di questo tipo, di meno. E quindi questo numero il legislatore, per ragioni politiche, deve concordarlo con ciascuna regione. Poiché la Corte Costituzionale ritiene, nelle more dell'intervento del legislatore, la verifica della legittimità del procedimento, va affidata ai comitati etici territorialmente competenti, in attesa che arrivi il nuovo sistema. A questi comitati territorialmente competenti, comitati etici, potrebbe essere affidato il compito di verifica integrando la normativa delle loro competenze. Può vedere. Si tratta di una valutazione politica, io che mi limito ad accennare, e poi anche evito di discutere e di promettere, perché io devo evitare ciò che non appartiene alla mia cultura. In questa legge attuativa va stabilita la durata complessiva di questo procedimento di controllo e di ciascuna delle due fasi che lo compongono. La fase della presentazione alla commissione della domanda di aiuto a morire e la fase dei documenti illustrativi del procedimento sanitario svolto e la fase di risposta della commissione. Cioè ci deve esserci una tempistica che tocca la legittimità di questa attività, che è un'attività di fonte legislativa ma normativamente di ordine amministrativo, il cui giudice quindi diventano quei tribunali amministrativi regionali. Vanno poi stabilite la gratuità per il richiedente di questo procedimento e per anche i suoi eredi. Va stabilita anche che la retribuzione dovuta ai componenti della commissione non sia a carico delle spese regionali, ma sia a carico delle spese dello Stato, trattandosi di un'attività statale. 3 altri argomenti, mi sto avviando alla fine. Sono le 6:10 se non sbaglio. No, perché io qui conto il numero dei miei tempi, ma non ho il numero di partenza. Però lo continuo a fare il conto mentalmente. Ah, non 6:10. Ah, bene. È già perché abbiamo cominciato un po' dopo le 5. Sì, capito. Allora, dicevo, la legge attuativa deve intervenire su 3 altri argomenti. Il primo, poiché delle situazioni di sofferenza considerate dalla Corte Costituzionale possono soffrire anche i minori e gli incapaci, del cui trattamento sanitario si occupa l'articolo 3 di quella legge 219 del 17,
è necessario che in questa norma sia inserito anche il caso della richiesta di aiuto a morire presentata dal rappresentante legale del minore o dell'incapace. Si tratta di situazioni diverse da quelle oggetto del giudizio di costituzionalità avvenuto, e ciò spiega il silenzio al riguardo della sentenza in questione, dal 242. Il legislatore dovrebbe tenere presente l'estrema delicatezza di tutte queste questioni e anche l'ampia scala dei livelli e delle gravità, specialmente quando si tratta di minori di tenera età o di persone mentalmente disabili sin dall'infanzia. Sono soggetti i quali non possono far sentire la loro voce riguardo alla propria dignità e alla propria sorte, situazioni che restano rimesse interamente alla valutazione e all'opera dei terzi. Io, a proposito, non posso che rimettermi al giudizio degli esperti di bioetica. Nei limiti delle mie competenze professionali mi pare doveroso segnalare che il nostro legislatore dovrebbe essere molto attento a circoscrivere la legittimità del decesso inferto a questi soggetti solo nei casi in cui sono affetti da malattia che provoca loro sofferenze fisiche insopportabili e incurabili, escludendo l'infermità psichica che non provoca tali sofferenze e che è pur sempre una forma di vita umana. Se prima di guardare avanti ci voltiamo indietro, possiamo trarre qualche suggerimento da quanto accadde nella cultura penalistica tedesca alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando nel contesto delle pesanti condizioni economiche imposte alla Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale, un noto penalista, Karl Binding, pubblicò nel 1920 un opuscolo intitolato Liberalizzare l'eliminazione delle vite senza valore, misure e forma. In questo suo scritto, perseguendo fini di sgravio economico, sociale e biologico della società, l'autore diede un impulso a un autorevole movimento culturale eugenetico non praticato, di cui in Germania era in corso lo sviluppo da alcuni decenni, e contribuì in questo modo a rafforzare negli anni successivi, quando già egli non era neanche più in vita, il programma di sterminio del regime nazionalsocialista, meglio noto come l'eutanasia, che colpì non solo per ragioni razziali gli ebrei, ma colpì anche soggetti, e non viene mai ricordato, più di 100.000 ho sentito dire, che erano stati uccisi per le loro condizioni descritte e teorizzate da Binding. Tant'è che ho letto in uno scritto di un collega francese, Thomas Fourbaum, che Binding, già defunto, perse il titolo di cittadino onorario della città di Lipsia, dove aveva insegnato e che tale era stato ordinato, quando fu preso atto del valore svolto dall'opuscolo che aveva scritto. Secondo punto da considerare nell'ambito della... Mi sto avviando alla fine. Sì, se qualcuno si è già stufato, come è legittimo, me lo dica, io taglio. Un'altra lacuna presente nella sentenza della Corte Costituzionale va presa in considerazione dal legislatore, e vale a dire l'estraneità dell'omicidio del consenziente, dai principi stabiliti in sentenza.
ma per una ragione pratica molto, molto comprensibile. Il fatto portato all'attenzione della Corte in relazione alla legittimità di applicare a questo fatto l'articolo 580 non prevedeva che il malato fosse in condizione di non praticarsi il suicidio, come può capitare in altri casi. Perché? Perché quando fu, questo è detto nella sentenza perché fu accertato nel processo della Corte d'Assise di Milano che aveva sollevato la questione di costituzionalità, perché quando fu accompagnato in Svizzera per essere sottoposto a morte con la pratica che può essere in Svizzera come in Belgio o nei Paesi Bassi, può essere anche svolta dai medici, il malato trasportato in Svizzera si era praticato il farmaco letale perché era in grado di somministrarselo. Quindi non si poneva il problema dell'omicidio del consenziente, che comunque sarebbe stato svolto in un paese dove questo era consentito e che non avrebbe anche consentito a sua volta la punizione dello fatto commesso all'estero, insomma, tralascio. Ultimo punto. Terzo argomento su cui deve intervenire il legislatore, l'obiezione di coscienza del personale, particolarmente del medico, che si occupa di valutare innanzitutto l'idoneità dei requisiti per consentire a quanto il paziente chiede. E poi l'obiezione di coscienza, dice la Corte, la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita ad escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato pertanto alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi o no a esaudire la richiesta del malato. Quindi prevede la possibilità di un'obiezione di coscienza, ma non si preoccupa di legiferare, di dire qualcosa, diciamo di stabilire dei principi. La Corte non ha quindi preso posizione riguardo al personale, tra l'altro non medico della struttura, perché si pone anche il problema non solo dell'obiezione di coscienza del medico, ma anche dell'obiezione di coscienza dei collaboratori del medico che sono del sistema sanitario o possono essere addirittura anche di un sistema di psicologi, ma che non sono stati presi in considerazione. Poi un altro argomento, l'obiezione di coscienza, quale oggetto deve avere? Per essere valida deve estendersi a tutto l'intervento necessario a pervenire alla morte, oppure se può esserlo avendo ad oggetto anche soltanto l'ultimo atto necessario a pervenire alla morte. Cioè si può fare obiezione di coscienza alla fine di tutte le osservazioni? Cioè andarsene quando è il momento di decidere, o il momento di praticarlo, e quindi ricominciamo da capo? E qui gioca, temo, quello di cui ha bisogno l'Italia, la cultura del funzionamento. Non è assolutamente normale che il treno da Torino
dove io sono venuto qui questa sera con grande piacere e rispetto, sia partito da Torino con mezz'ora di ritardo, che non si è avuto neanche il garbo di indicare di quale ragione fosse, cosa che in altri paesi sarebbe stato fatto. Nel concludere, scusate, ma ho i miei anni. Nel concludere dobbiamo osservare che se continuiamo ad aspettare che esca la legge attuativa, continuerà ad espandersi il contenzioso giudiziario, anche costituzionale. Tralascio il contenzioso giudiziario dei giudizi ordinari, soltanto per ricordare che negli ultimi 5 anni sono intervenute altre 2 sentenze della Corte Costituzionale, di cui nessuno parla. La 50 del 22, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle pene previste per l'omicidio del consenziente. Geniale abrogazione, perché se abolivano tutte le sanzioni previste dall'omicidio del consenziente, questo spariva per necessità, perché non poteva più essere operativo. La Corte giustamente dichiarò che questa richiesta era illegittima. L'altra sentenza più recente, la numero 135 del 2024, afferma che dal punto di vista costituzionale non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale di cui può pretendere l'interruzione e la situazione del paziente che per sopravvivere in base a valutazione medica necessita dell'attivazione dei trattamenti di sostegno vitale, che però può essere ancora da lui rifiutata e quindi in questo caso, anche rifiutando i trattamenti, si potrebbe, secondo l'ultima versione della Corte Costituzionale, peraltro difficile da ricavare dal contesto della sentenza, si potrebbe ricavare che anche senza la presenza di sostegni vitali il soggetto può chiedere e ottenere l'aiuto al suicidio. In entrambi i casi, in sostanza, si potrebbe applicare, secondo l'ultima sentenza della Corte Costituzionale, si potrebbe applicare l'articolo 580 del Codice Penale. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e sperare che si riesca a fare qualcosa che funziona. Vi restituisco l'applauso. Allora, da questa complessa e articolata conferenza del professor Vinciguerra emerge, se mai ci fosse stato qualche dubbio, che il tema è complesso, presenta aspetti anche forse, come dire, oggetto di ulteriore approfondimento e ci pone, credo, ancora più un problema quanto è avvenuto in Toscana, allora, da un certo punto di vista, perché chissà che cosa capiterà. Ci sono degli interventi? Domando. Ciao Adriana. Professore, mi dica, ma sa a che punto, quali sono e se ci sono dei lavori per quanto riguarda il lavoro per quanto concerne la legge attuativa? Ci sono lavori oppure no? No, lo Stato no. Lo Stato no. Immaturamente. Dunque, a mia conoscenza, nel Senato sono state presentate alcune proposte di legge, ma per ragioni
di natura, alcune certe, alcuni partiti sono ostili a questa legge attuativa e per ragioni politiche, anche questa è una supposizione mia, volontà del governo di non entrare in rotta di collisione con il Vaticano, si è trovato un sistema per non arrivare alla sentenza, alla decisione più esattamente, e cioè 90 colloqui con esperti che sono già stati individuati, ma che dovranno essere convocati uno per volta, dinanzi ad una commissione di studio di questi progetti di legge in atto, esistenti già nel Senato. Il discorso potrebbe essere orientato a arrivare alle elezioni e quindi alla decadenza del progetto, dei progetti, come è già avvenuto una volta. Perché prima delle elezioni del 2018 qualcosa in questo senso era già stato presentato alla Camera dei Deputati, che aveva approvato un progetto. Io l'avevo anche commentato, mi ricordo, perché non era un granché per il Foro Italiano. Quindi è accaduto che poi ci furono le elezioni del 2018 e cadde il progetto che era stato presentato, sebbene il regolamento della Camera consentisse, se richiesto da qualcuno, di ripresentarlo alla nuova Camera. Naturalmente, non essendoci stata la richiesta, questo progetto è sparito. Potrebbe essere anche adesso in funzione un'operazione di questo tipo, ma non lo so, quindi questa è un'ipotesi mia. Scusi. Prego. Posso Certo. chiedere, professore, questo? Prego. Grazie. Vorrei sapere, dal punto di vista tecnico e quindi legislativo, visto che la Corte chiedeva che fosse il Parlamento a legiferare, cioè il fatto che le regioni emanino dei decreti regionali, decreti legge, è diciamo regolare la cosa, oppure cioè, diciamo l'iter prevedeva che fosse il Parlamento a determinare un'attuazione? Secondo l'interpretazione che do io di quei passaggi della Corte mi sembrerebbe che facesse riferimento, però sa, chi sostiene le regioni si inventa tutta una serie di altri, tipo quello lì, la tutela della salute, ecco, Sì. ammazzare la gente è tutela della salute, lo so io, insomma, dico. Sì, sì. Cioè, Però quindi, è questo il problema. quindi dal punto di vista tecnico il passaggio sarebbe stato quello del Parlamento che doveva legiferare sul tema. Secondo me sì. No, quindi, Ma no, poi c'è stata anche, perché scusatemi, sicuramente un utilizzo della Corte non della Corte Costituzionale, della Costituzione con il rifacimento dell'articolo 117, ma poi con l'aggiunta di un articolo, il 116, il quale favorisce la possibilità di dilatare le competenze della Regione. dilatare. Non vi dico chi è stato il partito che ha fatto queste operazioni. Ecco. Perché poi se vai in giro un po' per l'Europa trovi, e questo vi dovete dire voi quale fondamento abbia, delle sedi, delle regioni
in rappresentanza della regione presso lo Stato. Vi rendete conto che devi fare una politica estera? Ditemi un po'. Questo l'ho visto io. Ecco, io se mi Per consente... esempio a Parigi ce n'è uno, io ho visto a Parigi, una di fronte a un istituto, eccetera. Se è consentito, volevo aggiungere una cosa. Cioè, io penso che sia difficile poter arrivare alla determinazione di una legge quando la legge precedente, cioè la 2017, cioè la 217, scusi, del 2000, No, 219 del 2017, sì, guardi, scusi, del dicembre, esatto, del dicembre 2017. Col 219 che è il Dicembre è l'anno 2017. della sentenza della Corte, che poi Esatto. diventa anche il numero della legge. Esatto. Lasciamo perdere. No, dicevo, perché tutto sommato, se noi andiamo a vedere, quella legge rischia di non essere attuata perché mancano dei presupposti, cioè quella è la legge sulle, diciamo, consenso informato e direttive anticipate, no? Sì. Di trattamento. Difatti, se noi andiamo a vedere, ma non solo in Italia, ma anche all'estero, nei paesi, tra virgolette, che sono più avanti su queste tematiche, si arriva al 12, uno degli ultimi lavori che sono usciti in letteratura, si arriva al circa 12-15% di persone che hanno depositato le direttive anticipate, le DAT. Quindi questo la dice lunga, nel senso che sono veramente poche le persone, quindi probabilmente bisogna fare un'operazione culturale per lavorare su questi aspetti. Dall'altra parte bisognerebbe avere gli strumenti perché una legge possa essere attuata, cioè bisogna dare ai singoli stati i fondi per poter erogare anche quei trattamenti che potrebbero fare da filtro a certe richieste, perché tante volte sappiamo che abbiamo io ne parlo in veste di medico, abbiamo malati che chiedono, cioè che prima di tutto che non sono informati, ancora oggi una gran parte non è informata, per vari motivi, filtro da parte dei familiari, quindi poi si apre tutta una problematica legata anche a delle situazioni in cui ci possono essere degli interessi familiari o no ad informare e quindi a far sì che il malato prenda delle decisioni piuttosto che no. Quindi questo è già un altro aspetto molto complesso e anche di cui bisogna tenerne conto. E l'altro aspetto è che non essendo informato adeguatamente e proporzionatamente rischiamo che il malato non prenda una decisione in scienza e coscienza con gli strumenti di cui oggi potrebbe avere a disposizione e quindi fare delle richieste che non sono pertinenti in fondo. Ma bisognerebbe vedere, stabilire che fra il medico curante e il paziente ci sia un rapporto molto avanzato anche su questo tema. Certo, infatti era previsto anche questo. Ecco. E l'altro cardine è il consenso informato, cioè ancora oggi tante volte purtroppo questi consensi informati non sono così informati e quindi alla fine non è un vero consenso. Per cui se non è un vero... dal modo di lavorare dei medici. Sì, è il modo di lavorare diciamo dei medici, ma molto spesso modo di lavorare che è ostacolato dai familiari. Tante volte c'è questa intromissione del familiare che mette con le spalle al muro il medico, mette il medico in difficoltà. Questo lo dico perché è la verità, ecco, nella quotidianità del nostro lavoro si opera in questo modo. Ecco. E quindi ecco, chiudo dicendo che in fondo lo Stato potrebbe, tra virgolette, anzi avrebbe il dovere di investire per dare degli strumenti ai medici per mettere il paziente in condizioni di poter scegliere esprimendo la propria libertà di scelta di fronte a delle tematiche come queste che sono molto importanti. Però la scelta si fa se tutti quegli strumenti vengono dati e il malato è informato, perché se no non è una vera scelta, alla fine è un obbligo o diciamo ancora
più che un obbligo, viene indirizzato verso un traguardo che forse quel malato non avrebbe scelto se fosse stato adeguatamente informato. Scusi, mi sono permesso di fare questa specifica. Giustissimo quello che ha detto, giustissimo. Se posso, volevo tanto ringraziarti per questa tua conferenza, per quanto ci hai esposto, ci hai diciamo chiarito un po' tutta la storia legata, storia giuridica legata a questo problema, però mi sembra che tu abbia messo in evidenza anche, non dico la pericolosità, però il fatto che una regione da sola possa legiferare su questo argomento può creare a livello nazionale una serie di contenziosi a livello regionale dei TAR, e questo potrebbe creare una serie di problemi che poi alla fine rendono inutile la stessa legge regionale, perché poi si crea un dibattito tra il TAR e quindi alla fine non si risolve il problema. Rischiamo di dover andare avanti a colpi di sentenze. Esatto. Questo è il problema. E questo per chi fa politica c'è da chiederselo. Secondo il motto francese, politici, politicanti e politicani. No, perché in francese è più facile, perché politique, politicien e politicien. Quindi proprio perché noi insomma, perché qui insomma i politici non so cosa ci stanno a fare. Loro lo sanno, non un po' meno. Chiuso. Tanto per fare una risata dopo. Beh certo, il tema, insomma, però. Bene, io ringrazio moltissimo ancora il professor Vinciguerra e vi dico che il lunedì prossimo, lunedì 17 febbraio, Tiziano Bandiera dell'Istituto Italiano di Tecnologie ci parlerà di Dal laboratorio alla farmacia, il lungo viaggio per arrivare a un nuovo farmaco. Questo lunedì prossimo. Grazie ancora e buonasera.